Ed eccoci nel cuore di Riolo Terme, siamo davanti all'Istituto Alberghiero Pellegrino Artusi e siamo per entrare per quella che è la cena di gala, anteprima di Agriolo 2023, che si aprirà invece il 14, 15 e 16 di aprile. E questa serata anteprima è organizzata proprio da Fatagri in collaborazione con il comune di Riolo Terme. È qui con noi il sindaco Federica Malavolti. Allora, questo connubio già particolare per il contesto, quindi tra agricoltura e futura ristorazione, ma poi il senso di una manifestazione come Agriolo, 16 anni, 14 edizioni, una storia che cammina. Esatto, è in continua evoluzione così come è proprio l'agricoltura stessa. E i nostri agricoltori ci tengono tantissimo a questa manifestazione, infatti si sono uniti in questa associazione che è proprio Fatagri, che si occupa dell'organizzazione. Sì, il comune è collaborativo, ma soprattutto loro trascinano in questa collaborazione, che è la cosa più bella, ci trascinano in questa avventura che serve per portare l'attenzione sull'agricoltura a livello proprio anche romagnolo, no? Per l'entroterra, per arrivare poi qui in un istituto alberghiero dove si lavorano i prodotti proprio di questa terra, che sono a volte anche unici e ricercati, sfociando appunto in questa festa così importante e che ci lega non tanto per tutto quello che è il contesto attorno, ma proprio ci lega col cuore a Riolo e a tutto il territorio e alle persone che lo organizzano. Territori come questo hanno fatto sì che l'Emilia-Romagna potesse portare alla ribalta nazionale ed europea la qualità del nostro territorio e dei nostri prodotti. Lo dico qua da Riolo Terme, in un momento di fiera o comunque che è propedeutico alla fiera, una fiera dell'agricoltura che celebra quindi il settore primario come l'agricoltura, che è primario in tutti i sensi, è primario per la nostra vita, è fondamentale per la nostra vita, è fondamentale per l'economia dell'Emilia Romagna, lo è ancor di più in un momento difficile e complicato come questo, dove le emergenze climatiche rischiano di impattare in modo davvero importante. Il tema dell'acqua è un tema centrale nella prossima programmazione, nell'attuale programmazione comunitaria e nei prossimi investimenti che andremo a fare. Investimenti che vanno fatti sugli invasi di carattere pubblico, oserei dire così come sugli invasi di carattere aziendale. La capacità di trattenere l'acqua per riutilizzarla nei momenti del bisogno è fondamentale. Gli investimenti sia del PNRR da un lato che gli investimenti che la Regione sta mettendo in campo attraverso i fondi europei vanno in questa direzione. Stiamo costruendo parecchi invasi, attendiamo anche, questo è un po' l'aspetto di criticità, i finanziamenti adeguati per intraprendere nuove iniziative. L'acqua sta diventando ormai una risorsa fondamentale per l'agricoltura, per il territorio e quindi per conservare determinati equilibri anche ecosistemici. Noi ci stiamo impegnando fortemente e quindi cerchiamo di sfruttare tutte le opportunità proprio per dar vita ad un sistema di irrigazione che consenta a un'agricoltura eccellente come è quella delle nostre zone di potersi sviluppare, competere ed essere sempre più sul mercato. E anche ne risente in modo positivo la stessa sostenibilità dell'ambiente, perché l'agricoltura si sta sviluppando in modo coerente con quelle che sono anche le esigenze ambientali. Cerchiamo di contare un attimo quelli che sono stati gli interventi effettuati in questo territorio. Invasi di accumulo in grado di stoccare quasi 3 milioni di metri cubi d'acqua, quasi 500 kW di pannelli fotovoltaici galleggianti, oltre 300 km di reti distributive che forniscono acqua in pressione ad oltre 700 aziende agricole, bocche di presa dedicate appositamente al servizio del soccorso pubblico antincendio dei vigili del fuoco. Un cammino che è stato portato avanti e questa serata ha visto anche questa consegna del premio particolare dal mondo Fatagri a Rossano Montuschi, dirigente del settore montano del Consorzio della Bonifica della Romagna Occidentale. Diciamo che è un'attività che
personalmente io porto avanti da oltre 20 anni, prima nella realizzazione dei primi impianti e poi nell'ultimo impulso dell'ultimo decennio che ci ha visti presentare diversi e numerosi progetti, realizzarli e soprattutto poi gestirli, perché alla fine questi impianti vanno poi anche gestiti. Noi curiamo anche la parte di esercizio, per cui conosciamo, si crea un ottimo rapporto con le aziende agricole, quasi non dico quotidiano, ma per certi colleghi quotidiano, ecco. Al di là dell'emozione, tutti già pronti per il convegno del 14 aprile. Sì, abbiamo raccolto l'indicazione degli agricoltori di Riolo Terme per organizzare questo convegno, che sarà un appuntamento per fare un po' il punto della situazione sugli impianti realizzati nel Senio, che comunque aggregano 210 aziende agricole rispetto al complessivo di quelle che sono anche nelle altre vallate, e saranno i miei colleghi a fare da relatori per gli interventi fatti, mentre avremo dei relatori esterni di notevole spessore. Ci sarà la dottoressa Alessandrini di Arpae, ci saranno 2 professori universitari, il professor Montanari e il professor Viaggi, a darci qualche indicazione sul prossimo futuro, sia in termini di portate che in termini anche di valori economici che questi impianti hanno portato sul territorio. Agricoltura ma anche festa, da sempre Agriolo è tutto questo, la sfilata dei trattori d'epoca ma anche il modellismo, il taglio del tronco e i cani da soccorso, la zootecnia con i grandi capi bovini ma anche con le piccole api e la schiusa dei pulcini. Questo è comunque un aspetto che lega tutte le edizioni di Agriolo. Quest'anno diciamo che Don Marino e Don Gabriele agiscono sullo stesso filone. Don Gabriele è il parroco di Riolo Terme e non può non portare avanti questa meravigliosa tradizione. È una festa molto importante e diremo che è diventata la festa più importante di Riolo Terme e che avviene nel luogo centrale di Riolo, che è appunto la parrocchia San Giovanni Battista, nel campo sportivo, nel sagrato davanti alla chiesa, nel parcheggio. La parrocchia è molto contenta di ospitare questa festa, questa fiera, che è innanzitutto una festa perché raccoglie le persone, non solo i riolesi ma anche molte persone da fuori, e valorizza il lavoro agricolo molto importante per il nostro territorio e per la nostra storia. E dalla campagna alla tavola, perché questa cena preludio di Agriolo 2023 si svolge appunto all'interno dell'Istituto Alberghiero Pellegrino Artusi e c'è un menù che inneggia al territorio. A 4 mani possiamo dire, cominciamo con le prime 2 mani, anche perché è suo l'antipasto. Si tratta dello chef Alex Fabbri. Tra l'altro un antipasto interessante perché usa uno dei prodotti che abbiamo raccontato, il miele. Il miele di Sulla, e lo abbiniamo a una crema di carciofi e a un flan di formaggio chiaramente romagnolo, per cui utilizziamo dello squacquerone e della cassatella per farlo. Altri prodotti, qui gli antipasti, vabbè, tutta la panetteria eccetera, i ripieni. Vedo però un brasato che mi sembra particolare. Abbiamo dello scamone, sì, l'abbiamo brasato e l'abbiamo abbinato a un ristretto di Sangiovese, quindi locale, e con della farina di castagne. Ecco, castagne che mi pare ritornino anche nei dolci, o sbaglio? Castagnaccio, sì, che era un dolce Esatto. che si faceva, ma noi siamo rimasti molto su questa concezione di territorio, di tradizione, e oggi lo riproponiamo. Bravissimi ragazzi che hanno ideato tra l'altro questi piatti, questa è la quinta A, una parte della classe, e li hanno proprio ideati loro insieme a noi. Nel nostro menù mancano i primi perché ce li facciamo raccontare dalla chef Donatella Venturi insieme alla seconda B e alla terza C, 2 primi piatti. Un risotto con quali ingredienti? Allora, il risotto è zafferano, salsiccia ed erbe aromatiche. Qui abbiamo già marcato il risotto, quindi abbiamo fatto già una prima fase con lo zafferano, poi in cottura aggiungeremo il brodo di carne che abbiamo preparato oggi e a 3/4 di cottura aggiungeremo la salsiccia sbriciolata e rosolata e mantecheremo con burro parmigiano e un bel trito di erbe aromatiche fresche, tra cui erba cipollina, abbiamo il timo
e la maggiorana e anche del basilico, tutte fresche, siccome ormai insomma siamo di stagione. Poi siamo anche in zona, siamo anche in onestamente, di zona, erbe esatto, aromatiche esatto. e officinali. Arretriamo di un attimo, vediamo l'altro primo. Qui sono dei tortelloni, anche qui vedo questa bella padella con un prodotto che racconta la primavera. Esatto, allora questi tortelloni sono stati fatti manualmente uno per uno di pasta fresca all'uovo, sono ripieni di pane ammollato nel latte, ricotta di pecora e formaggio semistagionato che l'azienda Scania ci ha fornito. Sono saltati con delle favette e del guanciale tostato. Abbiamo saltaguazzato nel nostro menù, ma c'è un ingrediente base che è il pane e dintorni, perché voi fate un sacco di cose. Sì, sì, allora abbiamo prodotto tra ieri e oggi 10 kg solo di farina di prodotti di panificazione. Abbiamo fatto un pane semi-integrale, poi abbiamo fatto dei panini con la farina di castagne, i grissini, le streghe, la focaccia. Perfetto, allora questi sono tutti ingredienti del territorio che nascono nelle nostre campagne, nelle nostre coltivazioni e arrivano sulle tavole e tra l'altro consentono anche una splendida formazione di questi ragazzi che saranno i cultori della gastronomia di domani. Che dire che Agriolo, con tutti gli ingredienti che vi abbiamo raccontato in questa lunga giornata insieme, sarà il 14 aprile, il 15 e poi la grande domenica del 16 aprile. E comunque in sovraimpressione vedete tutti i nostri riferimenti e tra una settimana saremo di nuovo qui insieme. In collaborazione con